Eccoci ritornati in studio, ben ritrovati ai telespettatori e ovviamente ultima parte di TV7 Match, questa sera Ermanno dedicata alla questione delle auto, della rottamazione delle auto e di quelle che sono le normative anche che stanno portando sempre di più verso una dismissione di un parco auto forse troppo vecchio. Ma è da capire cosa vogliono dire, perché già questo non si capisce. Si parla di auto ma non si parla di autocarri, per esempio, e penso che gli autocarri mediamente sono più vecchi delle auto e che per certi autocarri inquinano molto di più. Poi seguiremo questa cosa, ma ci sono altre fonti di inquinamento. Se, come diceva, le supernavi entrano a Venezia inquinano più che centinaia di migliaia di auto. Certo. E quindi bisogna vedere cosa vogliamo fare di questo pianeta, perché sta diventando sempre più piccolo. Se 500 anni fa Cristoforo Colombo passava l'oceano e sembrava che il mondo non finisse mai, oggi abbiamo un pianeta che diventa sempre più piccolo e sempre più intasato e sempre più inquinato. Abbiamo le microparticelle, abbiamo la plastica, abbiamo un sacco di cose, abbiamo l'agricoltura che collabora molto all'inquinamento, per esempio i diserbanti sono terrificanti come effetto finale. Noi ci mangiamo dei pesci che sono ricchi di sostanze tossiche, però naturalmente il pesce non sa distinguere le cose sane da quelle malate. Ma oggi invece ci troviamo di fronte a una rottamazione che diventerà, spero di no, obbligatoria, che coinvolge 13 milioni di italiani. Certo. Cioè 13 milioni che dovranno rottamare forzatamente la propria auto, anche se funziona bene, anche se l'hanno trattata come un figlio, però dovranno rottamarla e comprarle una nuova. Ovviamente penso che ci sarà una reazione abbastanza violenta da parte di chi in questo ciclo è stato truffato, certo. Perché anche parleremo dell'Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, qual è il vantaggio tra un euro e l'altro, perché i vari stadi non sono così, diciamo, pregevoli, non danno dei vantaggi talmente forti che costringano invece di rottamare un'auto, perché produrre un'auto costa in energia in maniera esponenziale. Certo. Prego. Allora, presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in quest'ultima parte della trasmissione. Buonasera a Mario Rosina, segretario regionale della FAIB, Confesercenti. Buonasera, grazie di essere qua. Buonasera a Carlo Garofolini, buonasera, presidente dell'associazione Adico, difesa dei consumatori, no? Sì. Sostanzialmente. E poi buonasera a Franco Conte, segretario del Codacons del Veneto. Grazie. Mette pure potente Codacons. Potente Codacons. Allora, partiamo subito con una grafica, così diciamo così facciamo il punto della situazione. Giustamente Ermanno diceva 13 milioni di italiani, o comunque 13 milioni di auto che verrebbero coinvolte, diciamo, in questa rottamazione. Allora vediamo questa grafica che ci mostra come sono, ripartite il parco auto totale in Italia al 30 giugno 2018, 37 milioni e 600 mila auto. Di queste, quelle prima dell'Euro 4, che sono, la parte incriminata, sono 12 milioni 839 mila e sono il 34%. Poi vediamo sempre nella grafica le altre percentuali: Euro 0 un 4%, Euro 1 5,5%, Euro 2 il 9,9%, Euro 3 il 14,7%, l'Euro 4 il 29,7% e poi abbiamo Euro 5 e Euro 6, come vediamo in altre percentuali. Sono queste 12 milioni 839 mila auto che verrebbero messe, tra virgolette, in rottamazione. Allora inizierei da Garofolini per sentire allora innanzitutto se è una
una rottamazione che è motivata innanzitutto. Allora, fermo restando che c'è un problema di inquinamento e poi magari possiamo ragionare anche con l'aiuto e il contributo degli ospiti vostro su quali che possono essere le soluzioni da adottare per cercare di ridurlo, che certamente non è questa. Sarebbe bello poter arricchire questa grafica cercando di far capire anche chi sono i possessori delle Euro 3, Euro 2 e a scendere, perché poi scopriamo che sono le persone che vertono anche in situazioni più disagiate, perché generalmente non è che una persona si diverta a tenere, come ha detto anche il conduttore, un'auto di 10-12 anni in perfetto stato e premettendo che un Euro 4 è un'auto che può avere anche 7-8 anni, quindi un'auto del 2008, 2009, 2010, adesso non è che sia anche super esperto di questo, però generalmente chi ha un'auto di 10 anni è perché non ha soldi per poterla cambiare, e la cosa più ridicola è che oggi si rischia di costringere le persone a cambiare un'auto di 10 anni fa che magari va benissimo per comprare un'auto che tra 4 anni non può andare più bene perché magari si è deciso che adesso la colpa di questa situazione è il diesel, perché è comodo colpire un settore, perché quando sappiamo che colpiamo un settore si creano delle divisioni e chi non ha il gasolio dice il problema tuo, arrangiati, chi ce l'ha si trova in colpa e dentro un sistema di cui alla fine tende solo a mettere le mani in portafoglio e contribuire a complicarti la vita facendoti spendere i soldi o mettere mano ai tuoi risparmi. Ecco, Franco Conte, allora c'è questo accanimento, diciamo, nei confronti del diesel, secondo lei è motivato? Beh, nei confronti del diesel c'è un duplice accanimento. Intanto considero corretto quello che diceva prima l'amico Garoffolini, e cioè che in effetti la questione va vista sotto un profilo sociale, cioè le persone colpite da questa indicazione di dismettere la vecchia auto sono proprio le persone a basso reddito, tant'è vero che chi ha un reddito bassissimo, ricordo la quota, un ISEE, è esentato dal divieto di circolazione, certo. per dire proprio che se ne è accorto anche il legislatore che il problema riguarda proprio fasce deboli, quindi c'è questo problema innanzitutto. L'altro problema del diesel è un problema che il diesel noi abbiamo scoperto con il famoso scandalo Volkswagen, che comunque non ha lasciato indifferenti le altre marche, Fiat eccetera, ma diciamo che Volkswagen è stato clamoroso, che hanno taroccato i dati in base ai quali queste autovetture venivano omologate dando garanzie di emissioni assai compatibili e poi sono invece di fatto non erano quelle che venivano dichiarate. Ma, scusi, perché hanno taroccato i dati? Perché fare un modello o i costi per raggiungere quegli standard richiesti dalla normativa europea o americana compatibili con l'ambiente erano inferiori al taroccamento, quindi costava meno taroccare che fare marmitte al platino per dare una indicazione costosa e che quindi consentiva di mantenere i livelli, e lo hanno fatto in maniera scientifica. È stato uno scandalo che ha scosso, come sapete, la Volkswagen, e colgo l'occasione per dire che anche qui noi, visto che siamo un paese che sta scoprendo il sovranismo, cosa che ovviamente è una scoperta che non mi interessa, ma faccio presente che in America la Volkswagen è stata condannata a pagare 4 miliardi ed è ancora con l'acqua alla gola. In Germania ci sono già uscite 2 sentenze che hanno costretto la Volkswagen a ripagare interamente il prezzo della macchina comprata taroccata, quindi comincia a essere un indirizzo, non tanto in genere il danno è dato dal fatto io ho comprato una macchina che poi non era quella che io volevo comprare, quindi c'è una truffa del commercio e c'è un danno quando io la vendo da come l'ho comprata, in genere. No, si sta sviluppando, io ho preso un prodotto diverso da quello che volevo e tu me lo paghi interamente. In Italia siamo ancora con fatica alle udienze per vedere se si può instaurare la causa. Cioè, questo per dire che cosa? Un paese è sovrano quando è capace di tutelare i suoi cittadini
non quando predica sovranismo, lo segnalo come una frontiera di attacco vero. Inefficienza della giustizia. Voglio dire, non è possibile che in Italia, guardi che tra l'altro poi Codogno su questo ci ha messo, tra l'altro Padova abbiamo fatto delle ispezioni anche alla Porsche, qui c'era qualcosa di, abbiamo una causa anche a Padova, abbiamo una causa a Verona dove c'è la sede della Volkswagen d'Italia, però c'è questa difficoltà, cioè il nostro paese, anche il Ministero dei Trasporti eccetera, non è intervenuto con quella vigore, con quella necessità di un paese sovrano, ecco, per dirla così. Allora, Rosina, cosa dice? Allora, innanzitutto, qui poi Conte ha aperto altri capitoli dal Dieselgate, appunto, però anche voi come dire, esercenti delle pompe di benzina siete coinvolte perché sì, il mondo sta cambiando anche per voi. Ovviamente il problema esiste, dell'inquinamento come è stato elencato esiste, e sicuramente chi ha le varie responsabilità qualcosa devono fare per poter limitare. La gamma è molto vasta perché si parte, come è stato detto, dall'agricoltura all'industria e pertanto le soluzioni sarebbero molte e più di una. Sicuramente adesso questo meccanismo di aver individuato che il diesel è quello che inquina crea sicuramente dei grossi problemi. Do un dato che non è stato dato, tanto per sapere, a casa nostra, Padova e provincia, sarebbero 73.000 le macchine che dovrebbero essere, da una ricerca fatta dalla Confesercenti, risulta che macchine che dovrebbero essere cambiate sono 73.000. Ed ovviamente credo che la maggioranza di questi proprietari di queste auto siano persone a basso reddito, questo è sicuro, e indubbiamente si andrebbe a creare un grosso problema. Come settore che io rappresento, egoisticamente diciamo, perché sicuramente queste restrizioni che sono state fatte vanno a incidere sicuramente nei consumi. C'è già una diminuzione dei consumi perché noi a livello europeo siamo al di sotto circa del 10% come consumo di carburante e ulteriormente queste ulteriori restrizioni sicuramente vanno ad abbassare ulteriormente i consumi. Il settore, la categoria è abbastanza in crisi per una serie di problemi e indubbiamente queste restrizioni vanno ulteriormente ad aggravare, appesantiscono di più ancora ulteriormente il settore. Certo. Beh, poi c'è questo aspetto che si spinge sempre di più verso l'auto ibrida, se non elettrica. Sì. Quindi i distributori come dovrebbero organizzarsi anche qua, a questo punto? Se partiamo dall'auto ibrida come carburante, come benzina e metano, o benzina e GPL, non c'è il problema perché indubbiamente all'interno del settore si trova all'interno dei distributori sia il rifornimento di GPL, di metano, di benzina e di gasolio. Il problema si presenta anche qua sul discorso delle macchine ibride, quelle che vanno elettriche, però il settore non è assolutamente organizzato, attualmente le compagnie petrolifere non hanno investito assolutamente niente, non esiste, almeno in Padova e provincia, non esiste un distributore di carburanti che sia attrezzato a rifornire auto elettriche, pertanto anche qua chi compra l'auto elettrica ha indubbiamente un problema di dove ricaricarla. Partendo dal presupposto, tra l'altro, che chi ti dà il servizio tu non paghi il consumo dell'elettricità, perché attualmente sappiamo che nessuno può vendere elettricità in Italia. Tu paghi la sosta, quei posti dove ci sono sui supermercati, che ci sono quei pochi piccoli ci sono delle colonnine, uno paga la sosta. Però la sosta ha la possibilità di ricaricare l'auto. Ci sono delle incongruenze, perché adesso a livello regionale stiamo lavorando per rifare il piano regionale carburanti, che ancora è vecchio dal 2003 e pertanto bisogna assolutamente adeguarlo alle nuove normative, seppur che è stato integrato con leggi integrative, però stiamo rifacendo. E là all'interno ci sarà l'obbligo che chi farà un distributore di carburanti nuovo dovrà avere tutte le soluzioni, dal carburante tradizionale ai carburanti meno inquinanti, che sono considerati metano e GPL,
e anche le colonnine elettriche dovranno avere. Però credo che il governo dovrà un attimo regolamentare come dovrà essere rifornito questo ulteriore servizio, perché attualmente non c'è nessuna normativa che indica come dovrà essere fatto. Come comportarsi. Allora, c'è un effetto domino però in questo. Se passiamo tutti all'elettrico, le accise, e in questo caso lo Stato raccoglie da ogni litro di carburante circa dal 75 al 78% di tasse. No, circa il 60% è. 70%. Quindi quando io faccio il pieno dell'importo di 50 euro, il 70% va immediatamente allo Stato. Certo. Ed è liquidità per lo Stato. Quando passeremo all'elettrico, cosa succederà? Beh, professore Romano, scusi se mi inserisco. Come Adico intanto volevo anche proporre un esempio, che in questa situazione ci sono persone che sono prigioniere all'interno della città, che non si possono spostare l'auto, e noi abbiamo casi di persone che si sono rivolte anche ai nostri uffici per cercare di trovare una soluzione fattibile che permetta alle persone di muoversi all'interno del proprio paese, perché c'è persone anziani che andavano ad accudire i nonni, portavano i nipoti a scuola, andavano in ospedale e si trovano a non poter utilizzare l'auto, con tutti i disagi dei mezzi pubblici che non sono per niente omologati alle nuove normative. Per quanto riguarda il fenomeno indotto, sicuramente ci sarà, perché è vero, spieghi meglio ai telespettatori. È chiaramente un'auto elettrica, se dovrebbe rispondere a tutti i suoi connotati, dovrebbe portare anche a non avere manutenzione, che un'auto elettrica più di un po' d'olio non dovrebbe avere nient'altro, quindi tutte quelle parti usuranti che vai dai iniettori, dalle candele, alle cilindri, eccetera. Un'auto elettrica per definizione o acceleri o molli l'acceleratore e si ferma. Però l'auto elettrica apre nuovi scenari, di nuove business. Per esempio, l'altra sera guardavo un documentario dove facevano vedere che le batterie a litio, per spegnere un'auto che è facilmente infiammabile, perché le batterie a litio creano dei rischi di esplosioni eccetera, 35 persone ci hanno messo 7 ore per spegnere un incendio. Poi una volta spento si può rinnescare. Si può rinnescare. Allora adesso il business dell'auto elettrica sarà quello legato a tutto questo fenomeno di prevenzione. Soprattutto ricordiamoci che oggi l'auto elettrica comunque costa come una media utilitaria, quindi a pari auto da 10.000 euro, un'auto elettrica me ne costa minimo 20, 25 se non 30. Quindi siamo anche in una situazione in cui oggi è molto primordiale come tecnologia. Chi compra un'auto elettrica oggi magari prende un'auto che fa 200 km di autonomia e fra 5 anni la stessa auto elettrica, la stessa marca ne farà magari 1000, e glielo auguro che ci arrivino a farlo. Ma la situazione è comunque che oggi qualunque cosa si compra sappiamo che siamo agli inizi e non potrebbe essere già vecchia e non sappiamo cosa sarà domani, con il problema che domani saremo qua in trasmissione e discuteremo di dove smaltiremo queste batterie. Non solo, ma quanto durano le batterie? Le batterie di solito non arrivano a fare 10 anni, ma c'è qualcuno che arriva anche a dirlo. Cominciano a 3 anni, cominciano a esattamente, cominciano a ridurre l'autonomia e tante altre cose. Quindi oggi è pericoloso, e volevo tornare al discorso iniziale, concentrarci su una soluzione, perché questa è una soluzione che sta iniziando oggi a proporsi, ma ci vorrà un sacco di tempo per capire se oggi l'auto elettrica rispetto all'auto idrogeno, rispetto all'auto energia solare, rispetto all'ibrido, possa essere una soluzione che va sulla strada giusta. Io dico solo che in questa situazione dove nessuno sa quelle che sono idee chiare, e oggi Mario Rosina mi ha dato una risposta che non volevo sentirmi dire, scusatemi, con il prezzo del petrolio a meno di $50 al barile, con una chiara speculazione che oggi esiste e che noi come Adico denunciamo, di prezzo alla pompa del gasolio, che dovrebbe, ricordiamo, avere una differenza di oltre minimo 130 millesimi rispetto alla benzina, e ne essi no 30-40, ho capito
perché costa così tanto, perché c'è una diminuzione dei consumi, perché nessuno compra il gasolio. Quindi siamo arrivati proprio al paradosso. Lo spieghi meglio ai nostri telespettatori. Allora, cosa vuol il dire? prezzo del gasolio Sì. è sempre stato, fino a qualche mese fa, se non c'è stato un periodo che avevano già... È arrivata quasi a $200 il barile. Vabbè, se mediamente minimo, parliamo in lire, se vogliamo far capire meglio il messaggio, traduciamo in euro poi per chi è più fresco, più giovane, di 350, 400, 500 lire di differenza. Eravamo arrivati ad assestato circa 130-140 millesimi e già qua eravamo molto vicino rispetto al prezzo della benzina. Oggi con la scusa che chi ha l'auto a gasolio si sente in colpa, con la scusa che i gestori hanno sempre l'abitudine di uniformare i prezzi a una velocità diversa rispetto all'andamento del prezzo del petrolio, del barile del petrolio, il prezzo del barile che siamo sino a $50 in questo momento, 51, 49, via dicendo, assistiamo a un range che è sostanzialmente molto vicino. Oggi tra gasolio e benzina ci sono circa 3-4 millesimi di differenza, inaudito. Quando ci dovrebbe essere una differenza di minimo 130-140 millesimi. Però, siccome oggi siamo su una situazione in cui uno che ha l'auto a gasolio si sente in colpa, gli altri, come ho detto, ti fanno sentire come un soggetto che inquini e il sistema tende a colpevolizzarti, e ritorno a dire quello che ho iniziato a dire, quel rischio che cambiamo un'auto a gasolio per comprare un Euro 6 che fra 4 anni dobbiamo buttare via, perché questa è la cosa più ridicola che ci troviamo a dover denunciare. Adesso capisco perché il prezzo del gasolio si mantiene praticamente in linea con il prezzo della benzina, non ha più questo gap, perché ho appreso che una diminuzione di consumo chiaramente per il fatto di gioco delle arance mi tiene alto il prezzo al mercato. Volevo puntualizzare, la diminuzione dei consumi non è riferita solo al gasolio, è riferita nel suo insieme come consumo fra benzina e gasolio rispetto all'Europa. Prima, ma il mercato del gasolio sta andando, si sta allontanando dalla fascia della benzina. Attualmente 10-15 anni fa su un distributore di carburanti che vendeva l'erogato, vendeva 1 milione di litri all'anno, del milione di litri c'erano 700.000 litri di benzina e 300.000 litri di gasolio. Oggi su un distributore di carburanti che vende 1 milione di litri c'è 600.000 litri di gasolio e 400.000 litri di benzina. Domani sia chiaro, oggi come oggi stiamo facendo un fenomeno di speculazione. Mi pare facciamo chiudere Rosina, dopo interviene Conte. Dopodiché volevo un attimo, come ha parlato di gestori, il gestore che gestisce un distributore di carburanti è vittima come l'utente, il gestore non decide assolutamente niente, il gestore la mattina apre il suo computer e trova i prezzi imposti dalla compagnia petrolifera, imposti dal titolare della concessione, perché attualmente qualche anno fa, fino a 10 anni fa, la rete distributiva che noi troviamo era gestita al 90-95% dalle 7 sorelle, famose 7 sorelle delle compagnie petrolifere. Oggi come oggi le 7 sorelle sono rimaste in 3, 4 se ne sono andate e la rete, oltre il 50% non è più gestita dalle compagnie petrolifere, è gestita dalle famose pompe bianche, da privati, da rettisti, e che anche loro impongono il prezzo. Pertanto il gestore, che è l'ultima catena, quello finale, lui alla mattina subisce quello che dice la compagnia, e il margine del gestore è un margine fisso, non è che più alto è il prezzo del carburante e più guadagno. Dopodiché ci sono delle grosse incongruenze, troviamo anche sulla rete, che troviamo che la differenza, perché una volta era in luce, c'è stato qualche anno fa che era diventata la moda del fai da te, del self, anche l'ENI aveva promosso tutti gli impianti in self, attualmente si sono resi conto che quel sistema di vendere non è produttivo, stanno ritornando le compagnie petrolifere a rivalutare il servito, e troviamo però, e qua lo scandalo, che fra il fai da te e il servito c'è un gap anche di 20 centesimi, di 30 centesimi, sempre imposto dalle compagnie petrolifere.
Certo. Sentiamo Conte cosa No, io voleva... dicevo che rischiamo di guardare il dito e non la luna, e cioè il problema nasce dal fatto che sono state sottovalutate in passato le polveri, diciamo il PM10, il famoso PM10, però recentemente è emersa la gravità proprio degli articolati, dei particolati, e questo ha portato a delle diagnosi vuol dire, statistiche che un po' sfuggono, perché si interviene per evitare questo? La gente deve sapere il perché. Perché i dati che ho nazionali sono la causa specifica di morti, decessi per patologie cardiovascolari che sono connesse direttamente al PM10 sono 19.945, quindi sono quasi 20.000 morti, dei quali 20.000 morti che vengono collegati cioè in teoria all'inquinamento da PM10. Sì. In teoria, questo è il dato nazionale, in teoria, faccio un discorso al limite, se riuscissi a dimostrare, cosa non difficile, che quella malattia è dovuta al fatto che, per esempio, io abito in una zona, a un crocicchio dove questa situazione è costante, perché noi facciamo delle statistiche generali, poi il sindaco chiude gli accessi alla città, eccetera, eccetera, ma potrebbe esserci una diretta connessione tra la responsabilità colposa del comune, che non ha adeguatamente tutelata i livelli della zona, rispetto a me che abitavo là, e gli eredi del deceduto, perché il deceduto non fa causa mentre decede. Ma insomma, poi ci sono 3.997 decessi per malattie dell'apparato respiratorio, 2.938 per tumore polmonare, tenuto conto che il Veneto, rispetto a questa vicenda qua, è la quarta, dunque il primo è la Lombardia, la seconda è l'Emilia Romagna, il Veneto è il terzo, ai livelli alti, così un istogramma per fare un'idea. Ecco, questa è tutta l'Italia, questa è la centrale, questa è l'Italia del Sud. Lo giri a favore di telecamera, che questa che ha davanti lei. Sì, allora, questa è l'Alta Italia, e il Veneto, quella punta è la Lombardia, e quella a fianco è l'Emilia Romagna, e subito a fianco ci siamo noi, il Veneto. Tra l'altro il Veneto, anche qui facevo la battuta all'inizio della trasmissione, della fascia padana, perché per fortuna tutta la fascia montana fa media col Veneto, e quindi questo istogramma, la pianura padana che è molto più ampia in Lombardia, probabilmente perché la densità, e qui faccio vedere questa, Padova per esempio, la zona di Padova si colloca col più nero di tutti, anche questo non si vede molto, ma insomma, fuori ma si vede. Ecco, si vede, questo è il triangolo della pianura padana, e i punti più neri sono in Milano verso Varese, certo, e poi il cuore di Padova, è proprio la posizione di Padova. Questo per dire che il problemino c'è di questi morti. Tra l'altro, partendo da questo che nascono delle responsabilità, che come al solito, non intervenendo per tempo, la questione si deteriora. Se i comuni fossero stati più attenti negli interventi, perché il perforamento, tra l'altro, avviene come sempre a babbo morto, dopo 10 giorni si è obbligato che si mantiene sopra il determinati livelli, sei obbligato, ma dopo 10 giorni, cioè voglio dire, non è detto che il primo, il secondo e il terzo siano buoni per la salute. Qual è la conclusione? Che il pessimo controllo di questi, tra l'altro poi, come dicevo, la battuta che facevo di non farle poi questi blocchi con grida manzoniane, dice dal 16 non si passa in città, poi non c'è nessun vigile a controllare, non serve a nulla. Il dato volevo denunciare però era questo: se i sindaci fossero stati più attenti in passato, probabilmente il fenomeno sarebbe stato presentato e si sarebbe potuto prevenire una deriva
che adesso Sì, ci però, obbliga a intervenire. certo, però Conte, però il punto è solo il diesel che inquina in città, no, non ma è solo ma il diesel. l'esordio di questa trasmissione era corretto, e cioè messo nella torta degli elementi inquinanti. Vi do un dato che io, avendo amministrato con orgoglio il Comune di Venezia per 15 anni, mi ha sorpreso quando avevamo ordinato un'indagine epidemiologica a Venezia. Pensavamo che la zona dove c'era il più alto indice di tumori era Porto Marghera, invece era il centro storico di Venezia. Perché? Perché le navi richiamate prima erano molto più inquinanti nelle ciminiere del petrolchimico. Allora questo dovrebbe essere, no? Poi cosa dice Garoffolini? Ma sì, io sono d'accordo che questa iniziativa è ridicola ed è solo una finanziaria nascosta, tant'è che a riprova dove hanno deciso di colpire Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte. Io sinceramente gli ingorghi stradali li ho visti al sud, non li ho mai in confronto ai nostri, dove magari noi abbiamo anche la cultura di usare la bicicletta, andare a piedi, utilizzare i mezzi pubblici, dove mentre in altre località queste cose non ci sono. Ma è chiaro che è facile far colpevolizzare per una ragione o per un'altra, costringendo le persone a mettere mano ai risparmi, perché la gente sa che gli italiani hanno soldi in banca e siccome non gliene fregano abbastanza hanno trovato adesso il modo di fregargliene di più. Ma le risorse o le strategie per risolvere questo problema non sono quelli di sanzionare o di costringere le persone a cambiare macchine, ma sono da trovare delle soluzioni, come avete detto anche voi stessi. Che esempio posso dare io come amministrazione proprio Venezia, che ha dei mezzi, che è già un miracolo che se non hanno la targa ancora in bianco e nero di 40 anni fa, che quando passano lasciano uno strascico, una scia in aria che è scandaloso vederlo, o ci sono le navi o paghiamo del raddoppio dell'aeroporto di Tessera, o che vogliono triplicare i voli, c'è ogni 4 minuti un aereo che atterra, un aereo che decolla, stanno raddoppiando l'aeroporto di Treviso. Ma allora in che direzione stiamo andando? Cominciamo a piantare, non so, alberi, cominciamo a limitare anche questo tipo di afflusso, cominciamo a dirottarlo se non siamo in grado di poterlo ospitare, potenziamo i mezzi sulle rotaie, perché poi il diesel non è la colpa, l'artefice di queste situazioni. Io non voglio stare fuori camini, stufa a pellet, riscaldamento di edifici pubblici, cioè parlare di sesso degli angeli, però non trovo giusto ridurre le famiglie sul lastrico per delle scelte che sono ridicole, che adesso magari hanno trovato il modo di fregarti i soldi, fra 4 anni troveranno un altro modo per fregartene ancora. Il problema non è qua, il problema è che adesso c'è una speculazione, si è deciso di colpire il gasolio, il prezzo e la pompa è lampante, a me non me ne frega niente se sei gestori, se sei pompe bianche che tengono sui prezzi, c'è un fenomeno, speriamo che intervenga più presto l'antitrust, perché pagare il gasolio $50 al barile, questa cifra qua è inaudito. Oggi l'ho confrontato con i prezzi oltre il confine, è vero, è facile perché poi andiamo a finire, parliamo di accise, ma siamo ragazzi a 20 centesimi di differenza, ma di cosa vogliamo parlare? Se noi guardiamo l'anno scorso quanto costava la pompa i $50, troviamo cifre completamente diverse. Quindi veniamo al punto, si è deciso di fregare le persone che hanno il diesel in questo momento e ci comoda colpire chi ha l'auto di. Quando avremo fregato tutti quelli che hanno il diesel, cominceremo a fregare chi ha la benzina e lo costringendolo a farci qualche fesseria di impianto, oppure costringendolo a comprarsi qualche ibrido, qualche elettrico, chissà cosa verrà in mente fra qualche anno, perché l'Italia va così, mentre in Francia, quando hanno deciso di aumentare un pochino i centesimi con qualche bagionata di scusa, i francesi hanno indossato un gilet giallo e gli hanno fatto un mazzo così a Macron, perché ha dovuto scusarsi per le scelte pazzesche, incredibili, indecenti che ha fatto. Ma qua siamo in Italia e siamo abituati a non fare nulla, a lamentarci e a criticare le scelte, ma di fatto a subirle.
E questa è la prova. Noi parliamo di 20.000 casi, mi fa piacere, fra qualche anno parleremo di quei 400.000 che sono avvelenati dal PFAS e vediamo cosa hanno fatto e cosa hanno bloccato o se ce ne saremo dimenticati. Sicuramente c'è un fenomeno, ma bisogna trovare il modo corretto di gestirlo e di salvaguardare la salute delle persone, non mettendo tasse. Ma ammettiamo comunque che la strada prima o dopo vada in questa direzione. Chi è che effettivamente se ne avvantaggia a livello finanziario di un'operazione di rottamazione di 13 milioni di macchine? Tutti, dai costruttori, dal governo, No, non genericamente. Allora, noi di produzione di auto non ne abbiamo perché ormai l'FCA se n'è andata, di conseguenza produciamo poco o niente. Quindi andiamo ad arricchire Francia, Germania. Giappone e Germania. Sì, ma ricordiamoci che poi il governo incassa il 22% di IVA sulle vendite, c'ha le tasse sulle immatricolazioni, c'ha i bolli. Sì, vabbè, questo è un effetto collaterale. Ma che io devo andare ad arricchire una produzione estera e i soldi non rimangono in Italia perché lo Stato ha bisogno di metterci sopra l'IVA, direi che è un suicidio. Anche perché se io cambio, anche se passo frontiera e vanno in Romania, no? Lì l'R3, l'R4, l'R5 non ne frega niente. L'altro aspetto è, in questa sorta di rottamazione c'è un doppio utile. C'è un utile per chi vende le auto vecchie, cioè chi compra l'auto rottamata che non rottama, ma viene portata all'estero dove non c'è il limite di rottamazione. Di conseguenza io ti do niente per avere quest'auto, la carico su un camion, la porto in Romania, in Ungheria o in altri stati, Cecoslovacchia eccetera, dove tranquillamente se la comprano a un buon prezzo, perché diciamo che sono macchine ancora che funzionano, perché una delle cose fondamentali che dobbiamo dire è che noi teniamo bene le nostre macchine, soprattutto al nord, non trascuriamo. Anche le macchine che hanno una certa età difficilmente hanno degli scappamenti che fanno fumo. Poi, per carità, inquinano sicuramente, ma queste non vanno distrutte per essere sostituite. L'inquinamento lo spostiamo in un paese limitrofo. Quindi, diciamo, Croazia e Slovenia si compreranno queste auto a un prezzo folle e quindi chi vende ha doppio guadagno. È vero, e concludo, dottor Eugenio, che anch'io che ho un Euro 6 a gasolio, per esempio, se ho un Euro 6 a gasolio, comunque anche se decido di volerlo cambiare, perché decido di sposare, non ti danno niente perché comunque si è deciso di colpire e di speculare sui gasoli, perché sui gasoli in questo momento, sul diesel, c'è solo una speculazione. Noi quantifichiamo i milioni di auto, le moltiplichiamo per un prezzo medio, ok? Di quello che vale questo affare, ma altro che finanziarie per fare il reddito di cittadinanza o la quota 100, ma facciamo la quota 80 se andiamo avanti, capisce dove vogliamo andare. Queste sono finanziarie nascoste, dove le persone nel disagio e tutto quello che ci va dietro sono costrette a dover spendere con tutto quello che lei ha detto che è verissimo. Cosa dice Rosina? È d'accordo con quello che dice Garoffolini adesso? È una finanziaria nascosta questa. Sì, in parte sono d'accordo, però ecco, siccome che abbiamo messo a fuoco che la maggioranza dei cittadini sarà le classi più disagiate che saranno e che sono colpite, non ho visto però nessuno, e tu hai citato che in Francia c'è stato un movimento che si sono organizzati solo perché Macron aveva minacciato di aumentare le accise, però non ho visto nessuna dichiarazione ufficiale, non ho visto nessun movimento, non ho visto promossa nessuna manifestazione da parte vostra in difesa di questa categoria. In Italia? Si è fatto una denuncia all'antitrust perché intervenga a controllare sui prezzi che ci sono alle pompe ma sappiamo che l'antitrust in Italia funziona, sì, ha i suoi tempi, ma ci arriva. No, con noi è sempre funzionato. Con noi quando si tratta di liberalizzazioni con noi e di assolutamente pratiche corrette commerciali,
quando abbiamo denunciato la scorrettezza di queste regole, i cartelli eccetera, Sì. ci arriva con calma, ci arriva Sì, ho e capito, sanziona. ma là ci vorrebbe stata ma ci una... sono i mezzi che abbiamo in Capito? Italia. No, ci sono, perché... Dovevo mettermi la casacca gialla io. No, ma no, adesso io non voglio dire che se dobbiamo mettere la casacca gialla e di fare i danni che hanno fatto in Francia, assolutamente si possono promuovere delle manifestazioni pacifiche per portare a conoscenza anche di chi eventualmente non è coinvolto su questo meccanismo, oppure chi può subire questa trasformazione senza avere molti danni, e portarlo a conoscenza dell'opinione pubblica in maniera più forte e più pregnante, insomma. Ma anche il costo del petrolio, che si dice circa più o meno 50 dollari al barile, è una favola, perché stanno girando petroliere piene di petrolio che è fuori dal mercato, no? Ma soprattutto è petrolio che viene dall'ISIS, che ha bisogno di denaro per fare i danni che abbiamo visto anche recentemente. E allora questo petrolio viene scaricato dove? In Slovenia, in Croazia, e poi viene portato coi camion in Italia, e quindi le compagnie, che non sono più le classiche 7 sorelle, no? Hanno già fatto i danni abbastanza loro, adesso ci sono compagnie un po' più piccole e più anonime che commerciano il grezzo e hanno un costo decisamente più basso rispetto a quello ufficiale. È stimato che ci sia oltre il 15% di prodotto che viene venduto in Italia che in evasione sia di accise che di IVA. Ecco, quindi già questo potrebbe aiutare invece a sistemare la parte finanziaria dello Stato. Allora lo Stato è disattento, tant'è che nelle prossime trasmissioni parleremo della fatturazione elettronica, un'altra truffa delle discrasie che questo Stato presenta e che i cittadini devono subire ogni volta. Sì, però volevo dire che bisogna fare una torta per vedere chi contribuisce all'inquinamento e quindi scoprire altre fonti. Ciò non toglie però che sotto il profilo, diciamo, la nostra società del XX secolo è la società della mobilità, non ne possiamo fare a meno di questo elemento. E il problema è che l'Italia è drammaticamente indietro nel trasporto pubblico. Noi abbiamo più del 10-15%, noi arriviamo al 10-15% del trasporto pubblico, cioè è una roba indecente rispetto, voglio dire, rispetto alla Svizzera, ma che sono indecenti i mezzi pubblici. Certo. Sì, vabbè, ma adesso il risultato è questo. Non a caso una delle città più moderne nostra, Milano, sventola le sue linee metropolitane, no? Che sono il jolly di una mobilità intelligente, ma voglio dire, e tra l'altro non inquinante, eccetera, quindi tra l'altro anche veloce. Il problema è che questa scelta di valorizzare, per tanti anni si è pensato che fosse dovuta al ricatto della Fiat, cioè io vendo le macchine, se fai il trasporto pubblico è competitivo con le autovetture, evidentemente. Beh, c'è stato, la Fiat ha messo del suo. No, non metto in dubbio, no, lo citavo perché era un luogo comune dell'epoca, cioè la Fiat uccide le ferrovie e spinge le autostrade, per fare un esempio classico. Certo, Adesso però che la Fiat se n'è andata, sarebbe parso opportuno che il governo fosse un poco più, anche qui, sovrano. Invece è successo che appena è uscito fuori la notizia che faceva l'ecotasse, eccetera, eccetera, la Fiat ha detto: se fate così il piano di investimenti che io ho comunicato l'altro giorno non sta più in piedi, e c'è stata una retromarcia. Io rispetto a queste situazioni qua, no, sono veramente allibito, perché è chiaro che per arrivare al nostro punto, per non fare i soliti piagnistei, una scelta che qui va anche verso la nostra regione, cioè una scelta di trasporto pubblico, per non parlare della metropolitana di superficie che doveva essere chiusa nel 2000. Io ero in consiglio comunale quando ho votato tutte le varie postazioni, cioè non è ad avvenire, e quindi siamo nel 19. Cioè, voglio dire, è rimasta un'illusione. Sì, ma voglio dire, su queste cose ci vogliamo interrogare e passare da una interrogazione meramente che poi finisce in maniera contemplativa a una indicazione reale, concreta, cioè pretendere che una sinergia
tra governo e regione rilanci il trasporto pubblico, è l'unica via perché l'inquinamento possa calare. Possiamo inserire anche i riscaldamenti nelle città, sì, però, ma ecco, quello fa parte della torta, di questo si parla poco, ma tutte le case che hanno ancora i condomini che hanno riscaldamento a gasolio, alla fine, per non parlare poi chi utilizza, anche per carità, ma anche chi utilizza appunto i pellet, parlavamo prima, oppure c'ha il caminetto e quant'altro. Però quando si parla di riscaldamento ecologico, perché siccome bruci legna... Io purtroppo ho una triste esperienza, avevo il camino, usavo il camino, una volta alla fine della messa una parrocchiana, in quanto consigliere comunale fuori dalla domenica raccoglievo e dice Franco deve assolutamente intervenire per bloccare i camini. Io dico, se no uno io dico no, per bloccare i camini perché sono inquinati. No, non lo sapevo, io che pure navigo a una certa livello di competenza. I camini sono una delle voci, cioè il fumo domestico è una delle voci peggiori. Per fortuna adesso c'è molto, per esempio anche lì valorizzare il riscaldamento con metano, quello per esempio non crea il problema. E purtroppo noi culturalmente non l'abbiamo in testa che i camini sono uno degli elementi peggiori. Posso fare una battuta? Sì, scusate, certo. Fermo restando che, scusami, è vero, ma a volte ci si riscalda qua linea perché si paga meno rispetto al metano, perché il metano certo. oggi non è conveniente. Poi c'è l'altro aspetto, come per il trasporto pubblico, la ma stessa poi abbiamo cosa. parlato di tumori, di polvere, eccetera. Ma sapete qual è il punto in Val Padana dove si muore di più per tumori? Valdobbiadene. Quindi capisci che stiamo parlando di aria fritta qua, dove tutto quello che stiamo dicendo e dove vogliamo andare in cerca di colpevolizzare il diesel o l'Euro 3, l'Euro 4 eccetera, che per carità bisogna, ripeto, la posizione che noi abbiamo è quella di trovare delle strategie per risolvere il problema dell'inquinamento, perché c'è, ma non in questo modo. Ma ci rendiamo conto che il più alta incidenza di morte per tumori di tutta quella pappardella là in pianura padana è Valdobbiadene? E cos'è? Il problema del gasolio? Dell'Euro 3 e dell'Euro 4? No, però attenzione, ma adesso è un problema che coinvolge tutti, che abbraccia certo. tutti, questo voglio dire. Allora, anche le forme tumorali poi hanno anche altre origini. Sì, però abbiamo detto che purtroppo l'inquinamento parte da tanti settori, ma non possiamo ricondurlo a uno solo. C'è dalla falda acquifera all'irrigazione, ma certo, ma se noi immaginiamo le colline, gli alberi, la natura, l'agricoltura e pensiamo a delle cose, poi ci troviamo di fronte a dei dati completamente diversi. Io sono d'accordo, ripeto, c'è un problema da risolvere, si chiama inquinamento polvere, è sbagliato farlo colpendo un settore dove alla fine c'è solo l'interesse di rovinare delle famiglie e costringere a mettere mano al portafoglio, perché non è questa strategia giusta. Come abbiamo detto, i mezzi pubblici, altro che Euro 3, Euro 4, se bloccano l'Euro 4 o l'Euro 3, io ci sto, lo facciamo per tutti, dalle navi agli aerei alle macchine. Sì, appunto la pubblica amministrazione, allora il governo dovrebbe dare l'esempio, dovrebbe essere dire perfetto, partiamo noi, non ci sarà più nessuna struttura pubblica che inquina, che ci sarà riscaldamento non più a nafta, perché ci sono alcune strutture pubbliche che si riscaldano ancora con la nafta, non col gasolio, con la nafta, ed ovviamente allora uno che dà delle direttive, che deve dare delle indicazioni per eliminare l'inquinamento, dovrebbe essere il governo, tutte le strutture pubbliche che dovrebbero dire noi ci siamo adeguati e siamo a norma, da noi andiamo in giù e anche tutta la cittadinanza e i privati dovrebbero adeguarsi. Invece troviamo che alla fine i privati sono abbastanza adeguati, perché ci sono pochi, forse sulle grandi città, i grandi condomini, forse saranno ancora certi che si scaldano ancora col sistema col gasolio. Col gasolio, però credo che tutte le nuove strutture sono tutte quante adeguate. Però troviamo le strutture pubbliche che sono quelle che indubbiamente sono ancora in ritardo, le scuole e così via.
Io credo... Il problema comunque, anche per riprendere Valdobbiadene, stiamo attenti a non fare il discorso che poi viene fuori. Quindi io sono stato interessato una volta a Preganziolo, l'idente cittadina che non c'è, e c'erano tutti i pozzi, le falde, con un indice di arsenico terribile, e non siamo stati capaci di trovare i responsabili. Cioè, voglio dire, il problema prima di tutto è di etica culturale, cioè la gente deve pensare che l'ambiente è quella cosa che abbiamo ricevuto magari acciaccata e dobbiamo cercare di riconsegnare alle future generazioni meno acciaccata, ed è una solidarietà collettiva. Allora, in uno Stato in cui la cultura è, o in una regione in cui la cultura è prima io, non c'è più questo problema. Cioè, io fino a cioè, i posteri cosa hanno fatto per me? Niente, cosa me ne fotte di dargli l'ambiente migliore? Cioè, questo è che bisogna cambiare, cioè è una cultura di solidarietà tra le generazioni, questa è quella che viene, e avere sentire il dovere verso questo. Allora, Valdobbiadene, il problema è che una cultura intensiva che ha portato la ricchezza in quella zona con il Prosecco sia accompagnata con un'eccessiva presenza di, diciamo, indotti chimici. Allora, invece di ignorare, si interviene, e come mi pare si stia facendo, ovviamente da questi fenomeni si rientra lentamente, probabilmente con l'attenzione che c'è, probabilmente tra qualche tempo perderà questo bieco primato che è stato citato. Però è un discorso di carattere collettivo, dire che questo fa male, questo fa male, questo fa male, e quindi conviviamo con questo, non va bene. Certo, non risolve. Io torno a dire, e qui so di avere un alleato sicuro nel professore, cioè è recuperare una cultura etica dell'ambiente, della solidarietà. Questo è il punto di rilancio, di cambiamento. Invece tutto quello che ahimè mi tocca vedere, oggi c'era in strada, se venivo qui in macchina arrabbiatissimo, che c'erano questi quegli autisti di borsa, no, gli autisti, non i tassisti, quegli altri, come si chiamano? I noleggiatori che hanno fatto un caos, eccetera, eccetera, e automaticamente comunicava alla radio dicendo che è stato presentato o era presente un emendamento che li accontentava. Cioè, questa cultura dei prepotenti, per cui si arriva a far sì che la società è la somma dei diritti dei prepotenti e non del bene comune, dobbiamo scardinarla con una rivoluzione culturale, non c'è altro da fare. Sì. Ecco, volevo anche fare un attimo, giustamente lei ha detto ci vuole cultura, però noi giriamo sempre attorno cosa lasceremo ai figli, cosa lasceremo ai nipoti, cosa possiamo fare, e questo, porsi i problemi, è il primo passo fondamentale. Però chi è che poi alla fine decide se si fa o non si fa? Ma non solo, ma non possiamo ogni volta che ci accorgiamo di aver inquinato un certo territorio, poi corriamo a riparare per cercare di eliminare la fonte di inquinamento. Perché non nasce una cultura di porsi prima della produzione di certe sostanze la necessità di, per uno, smaltirle, secondo, è necessario utilizzare queste sostanze perché a volte serve molto l'industria ma poco a chi le usa. Per esempio abbiamo fatto varie trasmissioni sul FAS, no? Certo. Che se utilizzato in questa maniera e poi messo sottoterra crea un inquinamento che non le prossime generazioni, ma tra 1000 anni saranno ancora le fasce inquinate. Speriamo che però sia rimasta la memoria di questo inquinamento, perché se no torniamo come al livello, stocchiamo il materiale radioattivo in qualche caverna, ma non sappiamo tra 1000 anni se qualcuno entrando sa dove sta andando e cosa sta facendo. Ecco, allora ci vuole una cultura preventiva, al fine di evitare di arrivare all'inquinamento. Poi se avviene comunque l'inquinamento, allora bisogna provvedere immediatamente, ma ci vuole, come diceva giustamente lei, in America e in Germania la Volkswagen è stata punita, in Italia è ancora a piede libero. Allora la carenza di giustizia è anche uno degli effetti che, nonostante si arrivi in ritardo, comunque anche in ritardo non c'è rimedio. Prego. Io professore sono pienamente d'accordo con lei, e volevo dire anche che
I cittadini, secondo me, questa cultura la stanno acquisendo, i cittadini. Vediamo che lo hanno fatto con la raccolta differenziata, per esempio, cosa che fino a qualche anno fa sembrava improponibile. Oggi, per esempio, Venezia, nel Veneto, è una delle eccellenze in Italia sulla raccolta differenziata, malgrado i problemi che hanno, eccetera. Come c'è una tendenza a ricercare prodotti sani. Si parla di origine, si parla di qualità nell'alimentazione, per cui uno sforzo da parte del cittadino c'è. Non può andare nella stessa direzione, però quando a questi sforzi io costringo il cittadino a mettere mano ai soldi, perché pensiamo ad esempio, parliamo di pubblicità, oggi mi viene da ridere quando vedo la pubblicità dell'ENI, che non è bello dirlo, che se paghi il gasolio, quello a date prestazioni, inquini meno e ti costa ancora di più. Allora la cultura deve essere incentivata, non può essere penalizzata, perché se io compro un faretto a LED lo pago 3 euro e dopo 2 anni lo butto via, se compro una lampadina tradizionale che mi consuma di più la pago 50 centesimi e mi dura 10 anni, perché se compro un condizionatore tripla classe A lo pago 1000 euro, se compro un condizionatore che consuma in classe C lo pago 200 euro. È questo che a me mi induce a imbestialirmi, perché se vogliamo creare una cultura, noi la cultura, io per esempio sono sempre stato dell'idea che dovrebbe essere premiante, dovrebbe essere incentivante, certo. Non può essere penalizzante. Oggi all'Adico l'altro giorno sono venuti 3 persone che avevano una Peugeot, col filtro antiparticolato che gli segnava anomalia e inquinamento, e gli ha costato 500 euro l'intervento. Vengono da noi dicendo: ma perché io devo spendere 500 euro ed essere costretto a cambiare il filtro antiparticolato se che la macchina ha 90.000 km e non mi posso muovere? Sarei tentato ad andare in magazzino, tagliare il filtro e continuare a correre, perché il filtro antiparticolato o filtro non antiparticolato io comunque non posso circolare. Cosa gli vai a rispondere a queste persone che avevano un'auto di 80-90.000 km, Euro 4 con 9 anni di vita, che devono cambiare i filtri antiparticolati su una marmita di un gasolio che non possono circolare e che sono costretti a cambiare i sali per non poter inquinare? Io sinceramente ho detto non so come aiutarla. Non possiamo certamente mandare un esposto qualcosa alla Peugeot, perché l'obbligo di avere un'auto omologata bisogna averla. Allora non è questa la direzione giusta con cui andare, perché si passa sempre da qualcuno che vuole mettere le mani sulle tasche. Allora, come quando si parla di tassa dei rifiuti dobbiamo avere il coraggio di dire non c'è l'IMU, ma la tassa dei rifiuti è una patrimoniale, tant'è che viene calcolata se ne mette il quadri. Allora, troviamo delle soluzioni, incentiviamoli, ma il modo migliore per incentivarli è quello di invogliare le persone a utilizzare dei mezzi pubblici puntuali che ti portano a destinazione, non che ti obbligano a prendere un euro sotto zero quando è extraurbana per arrivare a Mestre, scendere per costringerti a montare su una metropolitana, così giustifichiamo la metropolitana che ti porta a Venezia, perché oggi è assurdo come è concepito uno strumento come la metropolitana, dove non hanno neanche più i pezzi di ricambio e utilizzano i pezzi rotti, i mezzi che si rompono come pezzi di ricambio per i mezzi che circolano. Dove vogliamo andare? Certo. Dove vogliamo andare con queste teste che ci governano? Certo. Perché questi sono i fatti concreti. Allora è comodo invece mettere ZTL, telecamere, parcheggi a pagamento, farti pagare abbonamenti quando parcheggi, pedaggi quando transiti, avere le autostrade più care del mondo, penalizzare il gasolio, speculare alla pompa, fregarti sugli italiani, costringerti a pagare, perché noi lo alimentiamo questo sistema. È inutile che stiamo qua a lamentarci e parliamo giustamente di fenomeni e il consumo del suolo pubblico. Qua non si parla mai di piantare gli alberi, di incentivare il verde, comuni a creare viali alberati, parcheggi scambiatori, panchine, piste ciclabili. Cioè, dove siamo? È un quadro. Basta guardare i paesi della Norvegia, la Scandinavia, la Svezia. L'altro giorno sono andato in Austria, le ripeto, è un altro mondo. Un altro mondo, ci sono addirittura le corsie di incanalizzazione sulle rotatorie per non farti fare coda, perché in Italia ci sono le rotonde grandi così, nessuno mette la freccia, si congestiona tutto il traffico, dopo è colpa del diesel. Non che hai messo le rotonde grandi così e hai un traffico urbano che è congestionato perché qualcuno al posto del semaforo ha messo un tombino rotondo. Perché la macchina è ferma e continua a inquinare in maniera spropositata. Ma se le macchine si fermassero per una settimana,
Io sono convinto che lo Stato italiano fallirebbe, perché da tutto quello che lei mi ha detto in questo momento, dove girano tasse su tasse, naturalmente attorno ai mezzi di comunicazione, ai mezzi di trasporto, alle auto in particolare, lo Stato ci guadagna e sopravvive, perché altrimenti si dovrebbe fermare. Ci dobbiamo fermare anche noi, ci dobbiamo fermare anche noi su questo punto che sicuramente è dolente, e noi ovviamente ci auguriamo che nell'imminente futuro ci possano essere, come diceva Garoffolini, anche delle politiche incentivanti all'utilizzo o comunque a usufruire di sistemi e di mezzi che siano compatibili con l'ambiente e che possano migliorare la nostra condizione. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione, grazie a Mario Rosina per essere stato qua con noi, grazie a Carlo Garoffolini dell'Adico, grazie. Non so se lo meritate, comunque buon Natale. Grazie, anche a voi, buon anno a tutti. Buon anno a tutti. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, ci ritroviamo l'anno prossimo. Ovviamente sempre TV7 Match il venerdì alle 21, qualche minuto dopo le 21, come sempre. Grazie ancora, buon proseguimento.